e a nome di Venezia e nel nome di San Marco ridona alla città Rioba tale quale più bello di prima. Signor Rioba è tornato a casa. A scoprire il telo, il più giovane dei tagliapiera veneziani, Jacopo Giusto, 18 anni, l'ultimo esponente di una tradizione che ai tempi della Serenissima dava lavoro a 5.000 persone, oggi soltanto a 5. Ma il restauratore Giovanni Giusto, che ha lavorato gratis per restituire la statua alla città, non vuole darsi per vinto e confida nella leggenda che vuole baciato dalla fortuna chiunque tocchi il naso di ferro dell'anziano mercante di Campo dei Mori. Rioba speriamo raffiguri o rappresenti quello che noi speriamo possa essere il futuro di Venezia, cioè che a tutti torni la testa sulle spalle. La testa di Rioba era scomparsa misteriosamente la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio scorsi, per riapparire altrettanto misteriosamente alcuni giorni dopo, in seguito alla grande mobilitazione popolare che ne chiedeva a gran voce la restituzione. Il restauro venne affidato a Giovanni Giusto, che offrì gratuitamente la sua tecnica artigianale antica di oltre un millennio, trasformando il ritorno a casa del Moro in un simbolo di rinascita per la città. Venezia ha insegnato al mondo intero e noi che abbiamo ereditato questa grande capacità, ma questa grande realtà, non siamo capaci ad adottarla per continuare. E questo è l'assurdo. Fermiamoci, giriamoci, ritorniamo a leggere, a documentarci nel nostro passato, quelle sono le nostre radici e noi siamo la pianta, dobbiamo continuare a crescere. Fino a che a Venezia esisterà anche un solo veneziano, io sono convinto che comunque la nostra storia deve continuare.